Oggi sono davvero emozionata perché ho il delicato compito di fare da driver ad un personaggio per me straordinario. Sto andando a prenderlo in aeroporto per accompagnarlo in albergo. Lui si trova a Catania per un appuntamento musicale, chiamiamolo in questo modo. Allora, qui non possiamo stare, il tempo stringe, vedo già il mio ospite dagli occhiali, è inconfondibile. Posa lo zaino. Eccoci! Buongiorno, benvenuto! Buongiorno a te, come Saturnino stai? Celani! Come Bene, stai, bene, Eva? tu? Tutto bene? Bene, bene. Ben arrivato a Catania. Grazie. Ma tanto tu a Catania sei di casa. Vieni Diciamo che ci vengo spesso, ci torno sempre molto volentieri, e ogni volta che si torna a suonare qui c'è sempre un'accoglienza piena d'affetto. Ti ho visto tra l'altro non molto tempo fa in TV, Radio Italia, ma anche con Max Pezzali. Sì, con Max, vabbè, siamo amici da un sacco di tempo e poi mi ha chiesto di suonare nell'ultimo singolo che è Le canzoni alla radio, dove tra l'altro la chitarra c'è Nile Rodgers. Ti ho detto la storia della musica italiana degli ultimi 30 anni, perché così è di fatto, dai. E poi non solo, Esagerato. non solo, tantissime cose. Tu sei il braccio destro di Jovanotti, due ragazzi fortunati. Ma io decisamente. Ormai nel lontano 1991. 1991, sì, 91. Adesso farete quasi 30 anni di matrimonio. Ma di sai che è convivenza. una cosa straordinaria, perché di fatto siamo da subito diventati grandi amici, siamo quasi coetanei, lui è una sorta di fratello maggiore. Ma la cosa bella è che questo sodalizio in realtà si regge su una base che è straordinaria, che è quella dell'amicizia e della stima reciproca, perché di fatto a noi non ci lega nessun contratto. Io ho la fortuna di essere coautore cosa non da poco, non di alcuni delle irrilevante. sue canzoni più di successo, però una volta che Lorenzo si rimette in moto per fare una nuova produzione discografica o un nuovo tour, mi coinvolge. Io penso positivo perché son vivo, Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi. Questo da che va, questo da che viene che va. Questo da che va, questo da che viene che va. Questo da che va, questo da che viene che va. Ti poteva essere adombrato, no? Dalla presenza importante di Jovanotti, tu invece ne sei diventato proprio una spalla. Cioè quando c'è Jovanotti ci sei tu dietro. Perché dietro è una cosa importante, perché con il basso comunque tu fai suonare la pancia delle canzoni di Jovanotti. Sono un po', come dire, una parte che aiuta a sostenere il tutto, e quindi questa cosa mi riempie di orgoglio. Quanto ti ha dato l'Edicola Fiore? No, la cosa divertente è che quando è partito quel programma di Fiorello, altro siciliano straordinario. Certo, grande amico, veramente persona straordinaria. Quando è partito quel programma sembrava una cosa, no, a cui nessuno dava poi così tanta importanza, poi invece tutti hanno fatto a gara per esserci, no? E quindi in realtà quando è nata quella sigla lì è nata veramente nell'underground, no? Prima che diventasse mainstream. E quindi ho l'onore di essere ospite tutti i giorni di Edicola Fiore in realtà. 1, 2, 3, 4. Edicola Fiore, Edicola Fiore, Edicola Fiore, ti porta il buon umore. Nella macchina. Non abbiamo detto come è andato l'incontro con Jovanotti, da dove Lorenzo poi è partito ci siamo tutto. incontrati in uno studio di Milano che oggi purtroppo non esiste più. Nel 91 avevo 21 anni. Arrivavi da Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, ero già a Milano da qualche anno. Ti mettevi nella giungla musicale di Milano. E Lorenzo stava cercando, quando è iniziato Ci sono una tribù che balla, un gruppo di musicisti che fosse allineata, no, con il suo progetto. E il proprietario Massimo Lepore fece il mio nome. Sì. E Lorenzo mi chiese di suonare, di fare un assolo di basso, che è una cosa assolutamente fuori dal comune, no? Voleva vedere la vera essenza di quello che tu fai con lo strumento. Sì. E
quello che ho registrato è quello che poi è rimasto nel disco e quello che è stato pubblicato, che va solo di passo ti libera l'anima. Sì, buona la prima. Trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, ti mette in condizione di giocarti al meglio le tue carte, quello che hai. Gli anni poi di pratica sullo strumento servono a quello, cioè gli anni che tu ascolti musica ti servono poi per creare la sintesi di quello spazio di tempo che ti viene messo a disposizione. Poi arriva il cecchetto. Ma come ti chiami? Saturnino, di nome vero? Sì, perfetto. Non c'è Mi bisogno va già che bene ci così. a cercare un nome d'arte, perché sono entrato in orbita per usare. Nell'orbita di Saturno, che non ti è contro. No, a me per niente. Una volta per un'astrologa mi ha fatto Good il for tema you. Natale e mi ha detto tu caschi sempre in piedi. Mi ha detto proprio questa frase, mi ha colpito come perché gatti. sai, ci sono dei momenti in cui dici forse ho preso la decisione sbagliata, poi invece si rivela sempre la migliore. No, lo fai distinto. Totalmente. Ok, vai. 1, 2, 3, I'm here. I'm there. Ah yeah! Sono io, quello dietro la festa, quello con il cappellino, quello senza la testa, dovevate farmi fuori 6 anni fa, se volevate la tranquillità. Parentesi, dal tuo Instagram seguitissimo, quanti follower hai? Ho superato i 96.000 da poco. No, Robetta, 96.000 follower, sempre in aumento. Guarda, è un'altra soddisfazione grande, no? Avere così tanta visibilità. Poi comunque arrivi anche alla produzione degli occhiali. Ho iniziato a indossare gli occhiali perché davano comunque carattere e nel mio caso hanno giocato un ruolo importantissimo, quindi ho sempre scelto dei modelli che avessero un carattere importante, fino a che il modello che indossavo era fuori produzione, così l'ottico mi ha detto ma perché non fai un occhiale? E da lì mi si è accesa La scintilla, no? La lampadina di dire ok, come si fanno gli occhiali? Quindi diciamo tu non hai messo solo la firma, hai costruito No, di proprio sana pianta un'intera società, no? Un'intera società Quindi insieme a un anche il amico know-how. socio, Quindi sei diventato CEO, founder. co-founder della Saturnino 69 SRL. Fantastico, questa parola mi rimanda a Instagram. I social, quanto ti hanno dato in questo periodo e come è cambiata la vita con i social? Pur non essendo un nativo digitale, devo ringraziare Michele Maichi De Lucaresi, che è il digital master di tutto il progetto del sito e di tutti gli altri linguaggi di Lorenzo. Durante le prove del primo tour negli stadi mi disse ma hai visto questo nuovo social che si chiama Instagram? Io lo adoro. E da lì sono partito e pensa che insieme a Facebook sono gli unici 2 veicoli che utilizzo per promuovere gli occhiali. Quindi adesso se ci facciamo una foto insieme e tu la posti sul tuo Instagram, quanti follower mi arrivano? Non lo so se ti arrivano dei follower, di solito succede, ne arrivano un 50, un centinaio. Siamo arrivati a destinazione, Saturnino. Io attraverso la strada e vado. Attraversi la strada e sei arrivato, ti lascio assolutamente in un luogo vicino, sicuro, tranquillo. Grazie per qualsiasi infinite. cosa chiamami. Grazie infinite. Senti, ma allora a questo punto ce la facciamo una foto? Certo che doppiamo. Vediamo quanti follower acchiappo, ve lo farò sapere poi nei prossimi... La facciamo in auto? La facciamo in Dai, auto per forza, perfetto. social car. Io non sono brava come te, però mi attrezzo, ci provo. Oh yeah.